Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parleremo di un tema che interessa a tutti, parliamo di sanità pubblica, lo facciamo con Adriano Benazzato, che è il segretario di ANAO Assomed, Sindacato di Medici Dirigenti, segretario regionale del Veneto. ANAO Assomed è stato tra i protagonisti del recente sciopero di 24 ore. Allora, dicevo prima, parliamo di sanità pubblica, che è sempre stato un occhiello all'asola del nostro paese, per certi versi ritengo fortunatamente che ancora lo sia, però le cose pare non vadano come qualche tempo fa. Cosa sta succedendo? In particolare anche nel Veneto, che nell'eccellenza è un'ulteriore eccellenza. Beh, sta succedendo che viene sempre più definanziata a livello nazionale e quindi di conseguenza anche a livello regionale. Intendo viene finanziata meno, cioè il fondo anche paradossalmente si aumenta, d'accordo, di anno in anno, ovviamente aumentano anche i costi e le spese, i farmaci oncologici, tutta una serie di ausili che costano ovviamente moltissimo. C'è poi naturalmente per contro una privatizzazione spinta, quindi una serie di interessi naturalmente che sono sul campo per cercare di privatizzare il più possibile la sanità pubblica. E quindi c'è poi una carenza importante del personale, molto importante, con molti tagli che sono stati fatti in questi ultimi 10 anni e quindi ovviamente sono tutti nodi che arrivano al pettine. Se si pensa che sono stati tagliati negli ultimi 10 anni circa 70.000 posti letto, sono stati tagliati anche migliaia di medici, di personale decurtato, questo ovviamente è presente anche all'interno della nostra regione Veneto e tanto per dire un dato, nella nostra regione mancano in sostanza circa, è stato stabilito con il calcolo dei fabbisogni minimi del personale dalla regione stessa 1.295 medici su 8.400 attualmente 50 in servizio. Domanda scontata, ma cui prodest tutto questo? E devo dire che in quello che ho letto nel corso degli anni sulla sanità, una cosa mi ha convinto, vale a dire che ad esempio una struttura pubblica, un ospedale, deve avere un livello minimo di interventi per garantire anche la qualità, certo, l'abitudine all'operazione, questo mi ha convinto. Detto questo, credo che però nessun cittadino sollevi mai il problema dei costi della sanità, perché potendo tutti vorremmo avere l'ospedale o struttura sanitaria sotto casa, poi non è possibile ovviamente, certo, però questo è un'emergenza, uno alla sanità si rivolge ovviamente in linea di massima quando non sta bene e quindi ha bisogno di un intervento il più immediato possibile. Ormai invece diamo tutti per scontato, perché così va, che se ho bisogno di avere una visita in tempi ragionevolmente utili, me la pago. Ecco, allora, cui prodest questo? Allora, per quanto riguarda, a qualcuno prodest di sicuro, altrimenti non saremmo qui a parlarne e non ci sarebbero condizioni di protesta generale, di scioperi, insomma di agitazione. Se questo sarebbe la sanità privata, tanto per parlare fuori c'è una di privatizzazione che prima noi dichiaravamo strisciante, ora invece è molto spinta, d'accordo? Quindi ci sono degli interessi economici molto forti, è inutile negarlo, e quindi questo tipo di situazione sta generando ovviamente un conflitto e quindi ci sono delle forze che si contrappongono tra pubblico e privato e quindi il risultato complessivo assieme, ripeto, a una situazione economica che poi non è insufficiente per erogare una buona sanità di buon livello. Guardi, 6 mesi fa al nostro congresso nazionale il professor Spandonaro, che è l'esperto di economia sanitaria della Tor Vergata, ci ha fatto una relazione dove ha presentato i dati internazionali, cioè di un convegno internazionale in cui si è confrontato con altri esperti sui servizi sanitari, diciamo pure così, mondiali del pianeta. L'Italia è risultata essere, per le risorse che impiega, tra le migliori al mondo, tra le più efficienti e le efficaci. Quindi noi non ci rendiamo conto della fortuna che abbiamo, certo, nel modo più assoluto. Il cittadino comune non se ne rende conto. Quindi naturalmente mi rendo conto che il problema delle liste d'attesa nel Paese ovviamente c'è, esiste, è sempre esistito. Ovviamente nella nostra regione però dobbiamo anche dire che questo problema è molto contenuto, perché se si vanno a vedere i dati che sono pubblici, in pratica noi eravamo fino a poco tempo fa primi
in Italia, adesso siamo diventati quarti, d'accordo? Per quanto riguarda le prestazioni lei garantite al cittadino. Ma queste liste, queste attese per alcune attività, per alcune specialità, non sono imputabili ovviamente ai medici o al personale sanitario che si confronta e si misura, ma ad aspetti organizzativi che non decidono loro. In ogni caso, se il politico avesse voluto, o la politica, effettivamente risolvere il problema delle liste attesa, lo avrebbe tranquillamente potuto fare determinando un'applicazione di una norma che c'è da 20 anni, che consente al cittadino che ha prenotato ed è praticamente a un'attesa molto lunga, oltre i limiti consentiti dalla legge, anche parecchio consentiti dalla legge. Questa naturalmente legge, che è la 124 del 1998, consente al cittadino di avere la sua prestazione, possibilmente all'interno o comunque nell'ambito vicino ai tempi ragionevoli per la sua esecuzione, in libera professione d'azienda del medico stesso. È un suo diritto averla, solo che ovviamente la gente non lo sa, la Regione non pubblicizza questa cosa, le aziende sanitarie men che meno, e quindi non si fa ricorso, non si è fatto mai ricorso né pubblicità a questa norma che per noi è molto importante. Il tutto l'abbiamo rappresentato il mio segretario nazionale al Ministro e oggi, questa mattina, ho visto naturalmente che questa, tra virgolette, norma, che tuttora è in vigore ed è applicabile, ho fatto fare un parere legale in merito per avere la certezza di quello che dico, questa norma la riutilizzeranno proprio per in qualche misura contrastare il problema e superare le liste d'attesa. Però hanno scritto in modo eccezionale. L'eccezionale non mi piace, vuol dire che stanno mettendo dei paletti. Oggi quei paletti non ci sono. Se un cittadino ha una prestazione ambulatoriale, molto in là, 8 mesi di attesa, il meccanismo, la legge prevede che il cittadino fa una lettera che deve essere raccomandata al direttore generale richiedendo la esecuzione della prestazione che lui ha prenotato e richiesto, e la direzione generale dell'azienda è tenuta naturalmente a fornire questo tipo di risposta attraverso il meccanismo che le ho appena descritto. Quindi verrebbe visto da un medico dell'azienda nella cosiddetta libera professione intramoenia. Ecco, questa comunque è una soluzione temporanea. Non mi sembra che il problema delle liste d'attesa, che è il problema più lampante che tutti noi viviamo, lo si risolva continuando a ridurre. Bisognerebbe probabilmente investire nella sanità. Certo, bisognerebbe investire e anche ottimizzare quello che si ha. Quella norma non era temporanea, quella norma era proprio applicabile tout court, tutti i giorni, voglio dire. Ora stanno cercando, siccome ha un suo valore, una sua applicabilità ed è in vigore, di limitarne l'uso. Ecco perché ho citato l'aspetto eccezionale, l'ho visto in rassegna stampa questa mattina, il meccanismo, la norma è riemersa, quindi vuol dire che si poteva usare, non lo hanno fatto. Per quanto riguarda poi la madre, direi, di tutti i problemi che noi abbiamo, è legata alla importante, ormai insostenibile, carenza di personale medico all'interno della sanità pubblica. Questa era la domanda successiva, perché ma spiega anche il meccanismo delle liste d'attesa e delle attese, perché si generano, perché qui c'è una confusione che si fa anche nel Paese, cioè viene identificata come causa delle liste d'attesa la libera professione individuale intramuraria praticamente dei medici, che tra le altre cose è fatta solo dal 55% dei medici, gli altri non la fanno, è modesta, di proporzioni modeste in pratica o addirittura insignificante, a parte una piccola percentuale di colleghi, il 2% circa, che ha volumi prestazionali importanti e guadagni importanti, e quindi naturalmente in questo caso la possibilità con la libera professione individuale viene ridotta questa attività pensando, questo è il provvedimento che stanno assumendo, di in qualche modo dare una risposta alle liste d'attesa. In realtà le liste d'attesa sono causate dalla carenza di personale e glielo spiego perché. Se c'è uno staff medico in pratica di tot persone, ipotizziamo 10, che deve seguire un'attività di reparto o di un servizio e ovviamente mancano medici,
L'attività che viene sacrificata immediatamente è quella naturalmente dell'ambulatorio divisionale, cioè verrà ridotto in termini di apertura oraria, d'accordo? Perché i medici devono garantire l'apertura, assieme agli infermieri, di quel reparto e quindi di quell'ospedale 24 ore su 24. Quindi nel corso di questi 10 anni si è verificato questa, diciamo, lenta carenza di personale che ha determinato quindi l'aumento progressivo e non più sostenibile delle liste di attesa, con relative polemiche e giuste proteste da parte del cittadino. Ma questa carenza di personale è perché in pianta organica sono stati ridotti gli effettivi o perché... Sono stati moltissimo ridotti gli effettivi, soprattutto non sono stati rimpiazzati e riassunti per il blocco del turnover i medici che se ne andavano. Perché io l'altro giorno sentivo una notizia che mi ha lasciato sconcertato, ed è che oggi in Italia c'è proprio una mancanza di medici. Certo. Allora io ricordo qualche anno fa le polemiche... Distinguiamo non di medici, perché i medici sono tanti in Italia, iscritti agli ordini sono più di 300.000, però che esercitino poi è solo una parte. Mancano soprattutto medici specialisti. Ecco, dobbiamo distinguere le due cose. I medici ci sono, mancano gli specialisti. Ricordo qualche tempo fa polemica a non finire sul numero chiuso a medicina. Certo. Allora voglio dire, c'è stato un errore di programmazione, perché all'epoca evidentemente c'era un surplus di richieste, adesso siamo senza medici. Io appartengo a una generazione in cui eravamo in corso, mi ricordo, in circa 2000 studenti di medicina. Erano, mi pare, 5 corsi, quindi un numero impressionante. Non c'era il numero chiuso. Oggi ci troviamo in una situazione paradossale dove c'è un numero chiuso. Il numero chiuso, tutto sommato, è uno strumento che ha governato la situazione, infatti ogni anno si laureano 10.000 giovani colleghi. Il problema vero, importante, spaventoso direi a questo punto, è che c'è un imbuto, si chiama formativo, per l'accesso alle scuole di specialità. Cioè questi 10.000 di questi 10.000 che escono dall'università con la laurea in medicina e chirurgia sono una quota a parte, circa 6.000 in questo momento, 6.000 e qualche cosa, circa 6.800 quest'anno, ma solo quest'anno, l'anno scorso erano 6.200, possono entrare in una scuola di specialità. In sostanza ogni anno 3.500 medici neolaureati non trovano il posto nella scuola di specialità. Questo significa non poter lavorare, non poter fare niente, perché ovviamente per poter lavorare negli ospedali pubblici, nell'ambiente pubblico, bisogna essere specialisti. Io per ora mi fermo qua, la ringrazio per averci spiegato un po' che cosa sta succedendo. Proprio una battuta finale, nel Veneto come siamo rispetto al panorama nazionale? Beh, rispetto a molte altre regioni italiane siamo anche abbastanza fortunati, voglio dire, siamo messi discretamente, però i problemi ci sono tutti, la mancanza di medici c'è, come le dicevo. Per cui, come posso dirle, sembra che tutto vada bene, sembra che non ci siano problemi. Molto spesso i politici minimizzano la situazione, d'accordo? Giustificano questa situazione, diranno risolveremo i problemi con l'autonomia, per esempio, questo è uno slogan che si sente spesso, va bene? Però se mancano. Oppure, come ho sentito, ho visto nell'intervista il direttore dell'area sanità sociale, bisogna pagare di più i medici. Ma anche se si pagano di più e non ci sono comunque. Questo è il punto. Grazie ad Adriano Benazzato, segretario ANAO Assomed, segretario regionale del Veneto. ANAO Assomed, sindacato dei medici dirigenti. Grazie, a voi alla prossima. Grazie.